L'azienda è stata fondata nel 2006 e ci occupiamo di distribuzione di prodotti e servizi nel mondo dell'estetica a 360 gradi. Siamo nati come distributori, quindi solo ed esclusivamente commercio, poi nel tempo abbiamo cambiato DNA e abbiamo iniziato anche a produrre. Ad inizio 2012, a gennaio, ci siamo trovati in ufficio, io, la responsabile tecnica e l'unica impiegata che avevamo all'epoca, e abbiamo ricevuto un ordine di 80 euro. E in quel momento devo dire che non era semplice. Abbiamo lottato, siamo ripartiti da zero per riuscire a creare quello che siamo riusciti a creare oggi. Non si trovano più agenti oggi, il commercio online non è quello che si credeva, perché penso che tutti credessero che fosse la svolta e il passaggio successivo. Noi andiamo in entrambe le direzioni, però abbiamo ridotto significativamente il commercio online e stiamo valutando come operare in tal senso, perché sicuramente è un mercato ancora importante, ma non primario come si pensava forse qualche anno fa. Stiamo passando da Arca Distribution, che è comunque la capogruppo in Arca Wellness Company, che è una società di servizi a 360 gradi per quanto riguarda la cura e il benessere delle persone. Quindi abbiamo aperto nuove aziende che si occupano della distribuzione di prodotti e servizi nel mondo delle farmacie e nel mondo dei parrucchieri. Dire oggi come penso sarà fra 10, 20, 30 anni credo sia impossibile, perché oggi come oggi le dinamiche sono talmente rapide dove bisogna essere veloci a capire il mercato e cercare di assecondarlo.